Nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda il Bamba della settimana di Vittorio Feltri. Buongiorno a tutti e bentornati al Bamba della settimana, l'antipremio per eccellenza che assegna su Radio Libertà il direttore Vittorio Feltri, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Sì, ci sono e saluto tutti quanti. Bentornato su Radio Libertà. Allora, questo Bamba, mixa cronaca e storia italiana, mi sento di dire, perché no, riguarda una stortura atavica del nostro paese. È vero, la storia, in parte credo sia abbastanza conosciuta. Cominciamo dalla famiglia Agnelli, no? Che quello Gianni Agnelli era considerato il re d'Italia, anche se non ha mai fatto un tubo nella sua vita. Comunque l'azienda Fiat andava abbastanza bene, addirittura anche quando morì Gianni arrivò un manager fenomenale che era Marchionne, che risollevò le sorti della fabbrica. Poi però quest'uomo, per sfortuna, è morto giovane e ha abbandonato ovviamente la Fiat per andare al cimitero. Ebbene, da quel momento è successo di tutto, perché intanto la Fiat non esiste più fisicamente, perché si chiama Stellantis, che è un nome veramente, roboante, ma che non riflette la realtà, perché ormai Stellantis, almeno in Italia, è veramente alla canna del gas. E allora che cosa succede? L'azienda è stata affidata stavolta addirittura a un portoghese di Lisbona, mi pare che sia nato, e si chiama Tavares, e questo signore è un degno erede della famiglia Agnelli, che adesso è finita nei guai, è caduta dalle stelle al tribunale per una serie di reati che poi dovranno essere accertati, ma si parla di evasione fiscale, si parla veramente di una sottrazione di beni avvenuto indebitamente, eccetera, eccetera. Comunque questo lo vedremo quando i tribunali si pronunceranno. Intanto è successa una cosa che è quasi comica, perché questo Tavares vorrebbe, dice lui, continuare a fare le macchine in Italia, e allora per fare questo ha bussato a cassa, è andato al governo a chiedere dei finanziamenti promettendo posti di lavoro, la continuazione della produzione di automobili, eccetera. Ma figuriamoci, ormai Stellantis produce quasi tutto all'estero, e questo signor Tavares chiede soldi per poi finanziare delle fabbriche all'estero. Ma allora vuol dire che noi italiani, se gli dessimo soddisfazione, lo finanziassimo, saremmo doppiamente cretini. Primo, perché tu non puoi finanziare uno che poi prende gli operai italiani, rimane in cassa integrazione e le macchine continua a costruirle fuori dall'Italia, e quindi impoverendo l'industria italiana. Quindi questo signore si è rivelato veramente un Bamba quasi stellare, no? Tanto per usare il termine Stellantis, e questo veramente è insopportabile. Non si vergogna di venire a chiedere soldi a noi, e poi lui impoverisce noi e impoverisce l'industria italiana. Ma insomma, si può essere più Bamba di così? Non credo. Pertanto questo premio Bamba viene assegnato senza tentennamenti, lo consideriamo addirittura un bambissimo, e quindi ecco, questo è il nostro ragionamento, che però sfido chiunque a contrastare. No, è un bambissimo, perché insomma mostra di amare i soldi dei contribuenti italiani e di amare meno i posti di lavoro italiani. Diciamo che questo è un po'. Questa è una contraddizione. Poi, insomma, addirittura bisogna avere la faccia come le terga,
per fare una proposta del genere, una richiesta del genere, che sicuramente non sarà soddisfatta, per fortuna. No, non credo. Tra l'altro volevo sottoporti questo virgolettato perché il dottor Tavares è andato in audizione alle commissioni attività produttive di Camera e Senato. Il suo argomento è stato, insomma, ma le auto elettriche costano tanto, e quindi il virgolettato è: non chiediamo soldi per noi, ma chiediamo a voi di darci aiuto per i vostri cittadini che in questa maniera possono acquistare veicoli che si possono permettere. Cioè, siamo alla presa in giro, però, onestamente. Sì, è un discorso capzioso che naturalmente al quale nessuno crede, e quindi io mi auguro che il governo non si faccia intenerire da Tavares e non gli dia un bel niente, perché di cassa integrazione non abbiamo bisogno di incrementarla, perché è già abbastanza gonfia, e noi abbiamo bisogno di gente seria che produca bene a prezzi concorrenziali, e dopodiché il mercato è chiaro che ti premia, ma in questa maniera, con l'accattonaggio, non credo si possa andare molto lontani. Quindi Tavares se ne torni in Portogallo e non ci rompa le scatole. Tra l'altro mi viene da dire, nessuno l'ha obbligato a inseguire il dogma green dell'auto elettrica. Cioè, se costano troppo, immagino che un'azienda privata può cambiare la produzione, no? Cioè, perché a priori bisogna fare auto elettriche con i nostri soldi? No, è una cosa assurda anche questa questione dell'auto elettrica, della politica verde, è una cosa veramente assurda, è diventata una sorta di mania che diciamo affascina molta gente che non conosce la realtà, ma insomma chi non è stupido sa benissimo che l'auto elettrica non è assolutamente conveniente, perché gli italiani, che fessi non sono, non comprano la macchina elettrica, ma continuano a prendere delle auto tradizionali che vanno benissimo. Diciamo che un po', ma anche cretino oltre che bamba, diciamo, no? Un bamba un po' cretino, via. Sì, abbastanza in modo accentuato, sì. Certo. Sì. Tra l'altro ricordavi giustamente tu, si inserisce in una lunga storia, no? Perché il famoso teorema dell'avvocato Agnelli era privatizzare gli utili e socializzare le perdite, no? Quindi si inserisce in questa storia. Sì, è esattamente così. Infatti ho cominciato a parlare citando la famiglia Agnelli, che anche negli eredi dell'avvocato si è dimostrata veramente fallimentare, una famiglia fallimentare che vive diciamo approfittando di sgraffignamenti vari, e questo veramente è deludente e fa perdere agli italiani quel minimo di stima che un tempo avevano per questa grande famiglia, che è diventata una grande associazione per sgraffignare. Sì, direi di sì. Ti volevo chiedere, ma in base alla tua esperienza anche giornalistica, cioè com'è stato possibile in questo paese che andasse avanti a lungo questa anomalia per cui la Fiat si reggeva molto sui soldi del contribuente? Non era, cioè di fatto non era un'economia di mercato. Com'è stato possibile? No, perché c'è stato un concerto di elogi. Gianni Agnelli era considerato il principe d'Italia, tant'è vero che l'hanno fatto anche senatore a vita. Insomma, in base a quali siano stati i suoi meriti noi non riusciamo a capire. Non ha fatto mai niente, perché nella vita il lavoro non ha mai saputo farlo e non ha mai voluto farlo, ha sempre delegato a altri, e naturalmente con alterne fortune la Fiat è andata avanti in molti anni, ma sempre con l'aiuto dello Stato e quindi con i soldi dei cittadini. Diciamo che questo Bamba Tavares è un Bamba anche a questa anomalia, diciamo, italiana. Sì, è un Bamba finale, diciamo, perché tutta la storia di questa famiglia e di quelli che si sono occupati della fabbrica Fiat hanno dimostrato di essere poco all'altezza, tranne Marchionne. Assolutamente. Ti ringraziamo molto, direttore, ti diamo appuntamento giovedì prossimo. Sì, è stato un piacere, un saluto a tutti. A presto. Avete ascoltato il Bamba della settimana di Vittorio Feltri.